Eder, Mech, Pallister. Sono titolare di una struttura ricettiva. Sebastiano e Liliana li ho conosciuti nel 2017. Negli anni 2020-21 venivano almeno 2 volte al mese. Ci sentivamo abbastanza spesso e oltre all'ospitalità era nato un rapporto di amicizia. Nel luglio 2021 sono venuti presso la mia struttura e ricordo che Sebastiano ha scaricato le valigie e invitato Liliana di portarle in camera. Liliana non ha preso immediatamente le borse per portarle via e lui ha fatto un urlo molto forte e ha lanciato lo zaino in modo aggressivo a terra. Lei si è abbassata per prenderlo. Non avevo mai visto Sebastiano con gli occhi fuori dalle orbite. Era molto arrabbiato, faceva veramente paura. In quel momento ho visto che a Liliana veniva da piangere. Nel pomeriggio dello stesso giorno ho sentito Sebastiano urlare molto forte. Nei primi periodi davo loro sempre una camera matrimoniale. Una volta, non essendoci altre camere, gli ho dato una camera con letti separati e bagno fuori dalla stanza. In quest'ultima occasione Liliana mi ha preso per il polso e mi ha chiesto la cortesia di dargli d'ora in poi la camera con letti separati, perché mi diceva di non sopportarlo più. Le volte successive, infatti, gli ho dato la camera con 2 letti singoli. Quando ho saputo che Liliana era scomparsa ci sono rimasta molto male. Il giorno 18-19 dicembre 2021 ho chiamato Sebastiano. Mi ha detto di non essersi subito preoccupato perché ognuno faceva la propria vita. Il giorno dopo o 2 giorni dopo gli ho consigliato di cercarla perché poteva esserci il rischio che l'avessero scippata per prendere l'oro. Ma lui ha detto che non aveva oro con sé, ma l'orologio di plastica che lui le aveva regalato poco prima. A seguito delle mie domande più insistenti, Sebastiano si è innervosito ed improvvisamente mi ha detto testuali parole: «È stato un incidente». Poi si è ripreso e mi ha detto: «Cosa sto dicendo? Sono fuori di testa. Non so più quello che dico». Mi aveva raccontato di aver fatto il riconoscimento di Lily e che Lily era morta serena e bella. Continuava a dirmi che non verrà mai fuori il colpevole, che non verrà mai fuori niente. A giugno 2023 lui è passato da noi ed è entrato in cucina. Raccontava che la colpa era dei cugini, di Claudio e dei vicini. Gli ho detto che nella mia mente rimbombavano le parole che era stato un incidente. Lui ha battuto il palmo ed è andato via. In tale occasione erano presenti i miei familiari, che mi hanno detto che ero stata troppo pesante, che avevo esagerato. Sono uscita, lui era sotto il gazebo e gli ho parlato. Lui ha detto che la storia dell'incidente dipende dal fatto che non si ricordava niente di quei giorni e che era in stato confusionale. Gli ho rinfacciato di dire in giro che non litigava mai con Liliana e lui ha ammesso che negli ultimi 6 mesi non la riconosceva più. Ma sei sicuro che mi stai dicendo questo? Oppure è una tua invenzione? Mostrami. Non voglio, non sono cose che mi interessano. Non sono cose che mi interessano. Queste non fanno parte di quello che adesso. Qual è il problema di adesso? Sapere cosa è successo a Liliana, questo è il tema. Se vuoi parliamo di questo fino a domani. Me la porti qua, questa signora. Io non posso credere quello che mi stai dicendo. Perché devo credere quello che mi stai dicendo? Questo tipo di domande, questo tipo di cose non sono per me interessanti. E allora mi parli di cose che dicono altre persone. Sai quante cose che dicono le altre persone? E io mi devo preoccupare di questo. Io mi devo preoccupare di quello che mi dice la polizia, quello che vogliono sapere, se ho qualcosa, se ho mancato qualcosa, ho fatto qualcosa che non va bene, per carità, io sono pronto a rispondere. Sono passati 26 mesi. La mia memoria c'è, non c'è, diciamo, potrei dire delle cose che magari sono diverse da quelle che ho detto quell'altra volta, capisci?
Tutte le testimonianze in questo caso vengono sempre ignorate, viene tenuto conto solo di quelle che portano acqua al mulino di Sebastiano. Di questa testimonianza vi avevo già anticipato 9 giorni fa, quando vi dissi che si era in attesa che una persona depositasse una dichiarazione molto importante. Non lo ha fatto prima perché aveva ricevuto delle minacce. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.